La mostra del cinema di Venezia, 71 anni di storia alle spalle, sopravvive da sola autofinanziandosi. Il Festival di Roma, 9 anni appena compiuti, ha bisogno di un aiutino a 6 zeri del governo. È guerra aperta tra il Lido e Roma dopo l'annuncio dello stanziamento di alcuni milioni di euro a sostegno dell'industria cinematografica italiana, destinati sembra a potenziare la mostra romana. Dalla Laguna la reazione politica non aspetta. Il primo a scendere in campo è il governatore Luca Zaia. Scriverò non solo a Franceschini ma soprattutto al Presidente del Consiglio. Penso che sia assurdo in un paese normale e non nella Repubblica delle Banane pensare di avere due festival del cinema. Da Roma, fresco d'incontro con il sindaco Marino, oggetto proprio il Festival del Cinema, risponde Dario Franceschini. Nessuna concorrenza con Venezia, precisa il ministro per i beni culturali, intenzionato a svuotare il Festival romano della parte concorsuale, trasformando il festival in festa e potenziando rispetto al Lido la parte relativa allo sviluppo del mercato cinematografico. Una spiegazione che non convince Venezia. Secondo il governatore, la ricetta giusta è un'altra. Il vero tema è chiudere il Festival del Cinema di Roma e vedremo se hanno il coraggio di farlo. Solidarietà a Venezia anche dai veneti di governo. Il festival per cui l'Italia è conosciuta nel mondo è quello di Venezia, stigmatizza il sottosegretario PD Pierpaolo Baretta. Puntiamo sulle cose che funzionano come Venezia, rincara quello di Scelta Civica Enrico Zanetti. E giusto per precisare i contorni della sua richiesta, il governatore Zaia aggiunge una serie di esempi. La duplicazione del Festival del Cinema a Roma Capitale, la duplicazione del Gran Premio di Formula 1 a Roma Capitale e andiamo avanti così, possiamo fare una lista che non finisce più, ma poi abbiamo visto i risultati, no?